Si trovano, discutono, fanno leggere ad altri robe che non sanno neanche leggere e avanti così. Ma vabbè, occupatevi di amministrazione, io mi occupo di politica, mi occupo di tribunale, mi occupo di ospedale, l'opposizione si occupa di SWOT, si occupa di mutui, si occupa di agenzie di organi di vigilanza dicendo balle, non sanno neanche distinguere se Corte dei Conti, se organi di vigilanza, il potere dell'organo di vigilanza, cosa fa l'organo di vigilanza, se è vero che l'organo di vigilanza ha ragione sempre, o fanno conferenze stampa su sciocchezze perché non sono loro che l'hanno fatto, ma perché lo leggono, o perché qualcuno le suggerisce. Allora io la politica la intendo in un'altra maniera, l'abbiamo fatta anche con le stesse persone che oggi ci attaccano in maniera diversa per tanti anni prima, ma evidentemente oggi il tema non è quello di stare attenti ai cittadini, ma andare a cercare se qualcuno sbaglia. Adesso andiamo subito a Portogruaro, qui l'opposizione in Consiglio Comunale ribadisce dopo diversi mesi che l'aveva già fatto presente allo stesso sindaco che la gara per il servizio di tesoreria del comune era irregolare. Ora c'è la stessa, c'è un dato ufficiale che lo ribadisce e l'opposizione chiede al sindaco di dimettersi. Gara per il servizio di tesoreria irregolare, l'opposizione chiede le dimissioni del sindaco a Portogruaro. È arrivato l'esito dell'esposto che i consiglieri di minoranza avevano presentato all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici in merito all'appalto del servizio di tesoreria comunale 2012-2016. Circa a settembre è stata imbandita la gara della tesoreria di Portogruaro. Noi avevamo nutrito subito dei forti dubbi nell'assegnazione. Abbiamo detto più volte all'amministrazione comunale di poter rivedere il bando e di correggere eventuali errori che c'erano. In Consiglio Comunale ci è stato negato la discussione per l'autotutela dell'ente e il sindaco ci ha intimato di mandare i nostri documenti perché lui potesse controllare e vedere se le nostre critiche erano fondate. Dopo 10 giorni ci ha riscritto dicendo che le nostre critiche erano assurde, erano infondate e che la gara d'appalto era regolare. Allora a questo punto noi abbiamo mandato a Roma all'autorità per i controlli pubblici tutto il plico, stesso plico che abbiamo dato al comune di Portogruaro, lo abbiamo mandato a Roma. Oggi ci mandano la risposta che i dubbi che avevamo noi sono concreti e intima l'ente entro 30 giorni a regolamentare l'appalto della tesoreria. Quindi ci sembra una cosa molto grave anche in base a tutti gli appalti precedenti che noi non abbiamo potuto e non abbiamo il tempo di controllare, quindi abbiamo fatto una conferenza stampa per capire cosa vuol fare il sindaco a questo punto. Voi che cosa temete? No, noi non temiamo niente, noi vogliamo essere garanti dei cittadini. Per essere garanti dei cittadini l'opposizione l'unica arma che ha è di controllo. Noi controlliamo, visto che troviamo un muro contro muro qui nel comune di Portogruaro, ci rivolgeremo ad enti preposti a controllare che
le gare si svolgano regolarmente e che il sindaco ci sia da garante a noi cittadini, non a noi così, a noi cittadini.